Autovelox, terza volta che viene tagliato a taglio di Po, 5 volte nel giro di pochissimi mesi in tutta la zona dell'isola di Ariano, e proviamo a capire, ascoltando appunto alcune persone qua della città, del paese di Taglio di Po, cosa ne pensano dell'autovelox in generale, di cosa ne pensano anche di questo ennesimo fatto vandalico, che ha delle ripercussioni penali, come ci ha detto anche l'assessore Claudia Bovolenta. Andiamo ad ascoltare appunto un po' di cittadini di Taglio di Po. Cosa vuoi che ne penso? Ho preso più multe io che tutto Taglio di Po, cosa posso pensare? Ma sono un deterrente, un motivo per fare economia o cosa? Un motivo per fare economia, per i comuni. Giriamo in macchina è un grosso problema, ci devono stare perché comunque i morti sono diminuiti con le autovelox, però se la legge lo prescrive ci dobbiamo adeguare e rallentare, vivremo di più, staremo meglio, saremo sempre meno morti. Ma non c'è motivo per tagliarli, purtroppo è diventata una mania e quindi ognuno vuole fare l'eroe, però non stiamo parlando di eroi, ma stiamo parlando di danni. Il Velox serve per andare piano, chi va piano non prende le multe e chi va forte le prende. Me multe non mai ciappa, però dai, anche chi che ciappa politici. Almeno una multa in meno ce l'abbiamo, dai.